100 non è domani, ma è oggi il nostro tempo. La rock band cattolico-cristiana Mercanti di Perle di Vicenza ha voluto raccontare così Sammy Basso, con una canzone che si ispira alle parole del giovane ricercatore di Tezze sul Brenta, al suo modo di vivere, al suo pensiero mai scontato, alla sua voglia, insomma, di vivere a 100. Eravamo giusto a ottobre dell'anno scorso, il 31 di ottobre, la notte di Santi a Roma, e proprio in quell'occasione ci è venuto in mente Sammy, che era salito in cielo pochi giorni prima, e abbiamo pensato perché non fare una canzone anche su di lui, e quindi da lì c'è nata l'idea di contattare i genitori Laura e Amerigo e fargli questa proposta, che hanno accettato subito con molto entusiasmo. Non è stato facilissimo scrivere il testo, di materiale ce n'era tantissimo, però l'approccio più bello è stato quello di non aver paura di usare le parole. Trovarmi a cantare questa canzone è stata veramente un grande piacere, un grande onore, una grande responsabilità, ma ancora la manifestazione di come una persona, anche quando non la vediamo più fisicamente, ma come questa persona continua a vivere, continua a fare del bene. Al video, che sarà in rete dal 1° dicembre, hanno partecipato anche tanti amici di Sammy e i suoi genitori Laura e Amerigo. Abbiamo raccolto veramente il suo testimone, noi anche i suoi amici, quindi stiamo facendo veramente tutto quello che lui avrebbe voluto che facessimo. Portare avanti la conoscenza di questa rarissima malattia e continuare a far parlare di quello che era Sammy, dell'amore che portava a tutti, della gioia che portava a tutti, del dire ok, abbiamo questa di vita e la dobbiamo vivere a 100, a 1000, non dobbiamo sprecare mai niente. Un muro non sempre un ostacolo, ma può diventare un'opportunità per salirci sopra e vedere oltre.